Avete mai sentito il proverbio guardare il dito quando vi indicano la luna? Ecco, io sto leggendo, sto ascoltando molti pareri sulla situazione del calcio italiano, sulla situazione della nazionale italiana e mi viene molto in mente questo paragone. Io ho sentito a pezzi un po' l'ospitata di Gabriele Gravina da Lilli Gruber sulla 7 a 8 e mezzo qualche giorno fa. Ho sentito dei deliri totali dell'ex presidente della Federcalcio. La mia è stata la miglior presidenza, abbiamo vinto gli europei del 2021, per carità, cosa vera, però negare l'evidenza, continuare a parlare in questo politichese molto stucchevole, molto fastidioso, continuare ad avere questa faccia di bronzo tipica, peraltro di tutti i politici, soprattutto dei politici sportivi che negano completamente l'evidenza. Non capisco come si faccia a non rendersi conto che siamo nel periodo peggiore nella storia del calcio italiano, con tre edizioni, tre fasi finali dei mondiali mancate, e anche le stesse squadre di club che faticano in maniera al momento irrimediabile a stare al passo con le migliori d'Europa. La miglior squadra italiana è l'Inter, che l'anno scorso ha fatto una figura barbina nella finale contro il Paris Saint-Germain. Perdere una finale 5-0, capisco i tifosi juventini, i tifosi milanisti che si sono anche divertiti e che si divertono ancora a sfottere i tifosi dell'Inter per quella finale, per carità, ci sta, però il punto è che se la squadra migliore di un paese perde una finale 5-0, vuol dire che il divario, non solo dal Paris Saint-Germain, anche da altre squadre grandi d'Europa, è enorme, e la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali non fa altro che certificare questo. Ora però pensare che mandato via Gravina si sia risolto il problema, che Gravina fosse l'unica malattia del calcio italiano e una volta debellato lui il paziente è guarito, se noi pensiamo questo non ci siamo. Mi viene in mente il paragone con il Milan, quando si parla dell'uscita dell'amministratore delegato attuale di Giorgio Furlani alla fine di questa stagione, e vedo delle esultanze enormi. Per carità, Furlani non è simpatico, credo, nemmeno ai parenti, figuriamoci ai tifosi del Milan. Se c'è qualche tifoso del Milan a cui piace Furlani, mi dispiace per lui, ma qualche problema lo ha. Però non è che andando via il personaggio singolo si risolve il problema. Se al posto di Gravina arriva un altro Gravina, non cambia sostanzialmente nulla. Non è il singolo dirigente che cambia il movimento. Chi verrà al posto di Gravina deve farsi un esame di coscienza su quello che è successo, su che cosa abbia determinato questo disastro e come risolverlo. Perché è molto semplice, questo lo vediamo pure nella politica tra virgolette normale. Che cosa succede quando arriva un governo? Finché si è in campagna elettorale o si è all'opposizione è semplice trovare le soluzioni. Noi se ci fossimo noi faremmo questo, non sono, il governo non è in grado di fare quest'altro. Poi arrivano lì, non cambia sostanzialmente niente e iniziano a dirti che il problema è il governo precedente, che hanno provato a fare ma per colpa dei debiti, questo succede anche con i comuni, con le amministrazioni comunali, e non si analizza. Se non si analizza come l'Italia è arrivata a questo punto e da dove ripartire, che ci sia Gravina, che ci sia Malagò, che ci sia Bete, che ci sia un ex calciatore, non cambia niente. Adesso si sono accorti tutti, guardando Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, dell'enorme differenza che c'è tra queste squadre e le squadre italiane. Ma chi arriva al posto di Gravina dovrà chiedersi, dovrà ricordarsi intanto che
un tempo Paris Saint-Germain, Bayern Monaco eravamo noi. Un tempo l'Italia faceva 3-4 finali di Coppa UEFA tra squadre italiane. Un tempo, e non sto parlando degli anni 60, nel 2003 4 semifinaliste di Coppa dei Campioni, 4, 3 erano italiane e la finale è stata tutta italiana. Un tempo il miglior calcio d'Europa eravamo noi e tutti i migliori calciatori stranieri volevano venire a giocare da noi e nessun italiano voleva andare a giocare all'estero perché veniva considerato un ridimensionamento, a meno che non andavi nel Real Madrid, a meno che non andavi nel Manchester United, ma erano anche trasferimenti complicati. Perché prima Paris Saint-Germain, Bayern Monaco eravamo noi e oggi non lo siamo più, e come possiamo fare per tornare a essere Paris Saint-Germain, Bayern Monaco? Perché molti diranno, ma il Paris Saint-Germain ha lo sceicco e il Bayern Monaco no. Il Bayern Monaco ha una proprietà normale, come può essere De Laurentiis. Ma il Bayern Monaco è formato da persone competenti, appassionate, che gestiscono bene la cassa, ma fanno amministrare il calciomercato a chi capisce di pallone, e questo lo fa il Bayern Monaco, che è la miglior squadra della Germania, e l'ha fatto la Germania come movimento calcistico. Questo in Italia non è stato ancora capito, quindi chi verrà al posto di Gravina, anziché iniziare a lamentarsi, anziché iniziare a prendersela con i club che pure hanno le loro responsabilità, visto che fa il presidente della Federcalcio, e nel momento in cui tu ti candidi per fare il presidente della Federcalcio devi avere delle soluzioni nel momento in cui vieni eletto, credo che debba chiedersi proprio questo, perché io ho sentito dire da Gravina che non è vero che questo è il momento peggiore per il calcio italiano. No, questo è l'inferno, perché 3 mondiali saltati per una nazione e per una nazionale come l'Italia non è un momento drammatico, è l'inferno. Come si esce dall'inferno? Questo ce lo deve dire Malagò o chi per lui. Io la soluzione non ce l'ho, ma so che va trovata, perché poi è semplice adesso parlare, e quando verrà eletto il nuovo presidente forse non interesserà niente a nessuno, perché inizieranno le qualificazioni per gli europei, perché sarà tutto dimenticato, e quando torneranno le qualificazioni per i prossimi mondiali, poi che cosa facciamo? Iniziamo a lamentarci per il 4º rischio di fila di non partecipare ai mondiali? In questi 4 anni vanno trovate motivazioni e soluzioni. Non c'è altro da fare. Spero che ciò avvenga veramente, perché il momento è veramente molto più duro e molto più complicato di quanto non si dica. Grazie a tutti.